100 milioni di indennizi e richiesta di stato di emergenza. È solo una prima stima dei danni e degli interventi da effettuare in Riviera del Brenta dopo l'ondata di maltempo dell'8 luglio scorso, scritta nella relazione tecnica che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha inviato al premier Matteo Renzi e al capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Non solo case scoperchiate e famiglie sfollate, industrie in ginocchio e infrastrutture da ricostruire. 4 milioni i danni complessivi all'agricoltura, tra raccolti e strutture. Alcune aziende non riapriranno più, come la Artusi di Dolo, che produceva piante ornamentali e officinali, rasa al suolo, impossibile rimettersi in gioco. Ed è implosa completamente la serra, camion, non camion, quindi questa azienda ci ha già comunicato che non riprenderà la sua attività, quindi voi capite qual è il dramma anche di un imprenditore che a 52 anni decide di chiudere e di trovarsi un'altra collocazione. Io credo, guardi, finché ve lo dico ho i brividi. Da Ivanuzzo, in via Carrezzioia, a San Bruson, il tifone dell'8 luglio si è portato via, oltre al tetto della casa, le piante in crescita e i frutti pronti negli orti. Anche qua c'erano peperoni melanzane fino in fondo, ma parecchi. Insalata, tutto quanto manca qua. Fagiolini. La crescita si è bloccata. Dei cornetti. Sono 4 fila qua perché l'hanno preso proprio di spelo. Vede? E tutte le patate americane sono qua che stavamo zappando. Si va avanti, ma nella disperazione, quella alla quale lavora il team di psicologi attivo ad Olo dal giorno dopo la tragedia, con un apposito ufficio in municipio. 230 i colloqui finora, anche a domicilio. Domenica scorsa la giornata più difficile, quella in cui vigili e messi comunali hanno notificato 132 ordinanze di sgombero di edifici dichiarati inagibili. Al loro fianco gli psicologi, per convincere le famiglie disastrate che la sicurezza è più importante degli oggetti cari, per sciogliere la paura di un possibile ritorno di un tifone e di dover affrontare economicamente il domani. Un lavoro congiunto di rete con il personale del Comune è assolutamente necessario proprio per far fronte a questi due piani, cioè quello più economico e quindi concreto e quello emotivo. Le ultime 3-4 famiglie, in ordine alle quali non era stato possibile ottenere un convincimento, la giunta intera con 2 psicologi è andata sul territorio e siamo riusciti a convincerli a lasciare la loro abitazione.